Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Promozione in Serie A e salvezza, questi gli obiettivi di Torino e Piacenza. Un pericoloso incrocio all'Olimpico di Torino. L'Erda non ha lo squalificato Ogbonna. Di Cesare e Pratali è la coppia centrale. In avanti il tecnico sceglie Antenucci con capitano Rolando Bianchi a caccia del 100° gol in carriera. Il Piacenza di Madonna, bisognoso di punti per uscire dalle retrovie della classifica, si affida al recuperato Guzman, ma perde il difensore Zammuto. Dirige l'incontro il signor Nasca di Bari. Subito Piacenza, dopo 30 secondi Cacia davanti a Rubigno, pronta la risposta del portiere della Toro, ma che errore l'attaccante del Piacenza. Terzo minuto, cross di Gabbioneta, Antenucci la sfiora di testa, il pallone si perde sul fondo. 10° minuto, cost to cost di Antenucci, il suo tiro sfiora il palo della porta di Cassano. 36esimo, attenzione a Cacia che penetra in area di rigore, serve Guzman, il vantaggio del Piacenza. È un gol da derby visto che Guzman era arrivato in Italia prelevato dalla Juventus nel 2000. Bellissimo l'assist di Daniele Cacia per Guzman, 6° gol in campionato. Si va nella ripresa ed è un altro Torino, scosso probabilmente dai richiami di Lerda. Primo minuto della ripresa, Rolando Bianchi viene atterrato da Gervasoni per Nasca, non è calcio di rigore. Calcio di rigore che arriverà da lì a poco. Bianchi calcia, Gervasoni sfiora con la mano, per l'arbitro è penalty, viene ammonito anche il difensore del Piacenza, effettivamente ha sfiorato con la mano. Dal dischetto Rolando Bianchi, il suo tiro, Cassano indovina l'angolo ma Bianchi fa centro. 17 gol in questa stagione, ma soprattutto 100° gol in carriera per il capitano della Torino. Torino che continua ad attaccare. Antenucci prova il tiro, viene anticipato da Anaclerio, il pallone che finisce in corner. Il Piacenza poi perde il suo capitano Cacia, che viene pescato dal guardalinee per un intervento scorretto nei confronti di Pratali. Eccolo qui, reciproche scorrettezze fra Pratali e Cacia. L'arbitro decide di espellere il capitano del Piacenza. Ancora Toro in avanti, Bianchi che non trova il pallone, Madonna si arrabbia con i suoi, sarà un finale di sofferenza per il Piacenza. Colpo di testa di Sgrigna, finisce fuori, poi punizione di Guzman, pallone sul fondo, il paraguaiano sfiora il bis. Che gran bella partita, il tiro ancora di Sgrigna e Cassano che è costretto a deviare il pallone in corner. Ancora Torino, ancora Rolando Bianchi, il tiro e il miracolo di Cassano che salva il risultato. Ancora Toro in avanti, colpo di testa di Antenucci che non azzecca la mira. Poi ancora in avanti il Toro con questa conclusione, miracolo di Cassano che salva il pareggio. 1-1 dopo 5 minuti di recupero. Il Piacenza che resta in zona play-out e il Toro che comunque mantiene la quinta posizione, che in questo momento vorrebbe dire play-off.